Dopo tutto quello che è successo in questo territorio, essere qui è naturalmente per me importante, perché sono molto affezionato a questo paese, anche prima, e qui ero venuto per la festa dell'uva, avevamo patrocinato, avevamo fatto tante iniziative insieme anche qui dentro all'interno della cantina sociale. Ricordo che qui ci sono più di 600 soci e che hanno sofferto naturalmente insieme a tutta la popolazione, che è stata eroica, e dobbiamo ringraziare per tutto quello che hanno fatto. Io porto i saluti della Regione a questo progetto importante di solidarietà, dove l'agricoltura, ricordo, non si è mai fermata in questo periodo, ha sempre dato a tutti, alla popolazione, e ancora adesso sta dando con questo gesto importante, in cui comunque la vendita di queste bottiglie con questo marchio di Vo, con il marchio di questo paese, saranno, grazie alla grande distribuzione, vendute, e cui il ricavato andrà all'Università di Padova per la ricerca contro il coronavirus. E quindi noi agricoltori siamo abituati a questo, e annuncerò anche una misura particolare per loro. Farò una misura particolare del piano sviluppo rurale, in cui darò 7.000 euro a fondo perduto a ogni azienda della zona rossa per ristorarla della chiusura. Quindi penso che non ci sia nessun assessore agricoltura che l'abbia fatta in tutta Italia, quindi abbiamo studiata con i nostri tecnici, e quindi l'annuncerò oggi in diretta. Ecco, anche perché qui si lamentano un po' tutti perché hanno avuto 15 giorni di chiusura più degli altri ed hanno pesato molto. Beh, sicuramente questo ha pesato molto, diciamo, per quello che hanno appunto subito, e per le mancate vendite, e per naturalmente le chiusure. Io penso che questi soldi, che non sono prestiti come quelli che dà il governo, ma sono soldi a fondo perduto, possono ristorare bene gli agriturismi, possono ristorare bene le nostre cantine, e quindi secondo me è un bel gesto.